Riapertura Fondo Indennizzo Risparmiatori. È stato ufficializzato oggi nel portale Consap la riapertura del portale per quei 10.700 risparmiatori che avevano sbagliato in tutto o in parte la domanda e non avevano preso l'indennizzo. Patrizio Miatello dell'Associazione Zelino Terzo da Onara, il Movimento Risparmiatori Traditi con Milena Zaggia, Adusbef con Fulvio Cavallari e il Comitato Tasca Mia Risveglio Conti Dormienti con Andreina Schiavon annunciano la riapertura dei termini pochi minuti dopo la pubblicazione sui canali istituzionali Consap. Sono interessati 10.733 risparmiatori dell'ex Popolare di Vicenza e Veneto Banco. Sul piatto ci sono 80 milioni di euro nel triennio 2026-2028 stanziati dal Ministero dell'Economia. Dal 28 luglio prossimo sarà possibile inserire le domande. Ci saranno 120 giorni per inserire le domande. Siamo a disposizione per quei risparmiatori che hanno bisogno.